Amici sportivi e appassionati di hockey pista, buonasera dal Palapanzini di Giovinazzo. Michele De Fronzo ed Emanuele Rossiello vi danno il più cordiale benvenuti a questa diretta, la seconda di ritorno. Siamo al Giro di Boa e quindi il Giovinazzo nella prima di ritorno ha battuto in trasferta il Grosseto per 6-3. Questa sera invece in pista qui al Palapanzini c'è il Forte dei Marmi, che è il campione d'Italia in carica e secondo in classifica. Un Forte dei Marmi che ha tra le file il portiere della nazionale italiana Riccardo Gnata, oltre che Turner e Ipinasar, che ora si è infortunato, e che la società ha provveduto comunque a richiamare subito Chicco Rossi per sostituirlo. A questi si sono poi aggiunti, ci sono ancora in attacco la Stecca d'Oro 2023-2024, Federico Ambrosio, e il ritorno di Andrea Borgo. Dal Montebello poi in estate è arrivato il fratello di Francisco Ipinasar, ovvero Patrizio Ipinasar, e si sono aggregati anche ragazzi che disputano la Serie A2 per il Forte dei Marmi: Giovannelli, Cacciaguerra, Cereches e Ambrosio. L'allenatore è rimasto sempre Mirko De Girone. Il Giovinazzo dal canto suo non è stato certo a guardare ed è intervenuta subito sul mercato, come era stato promesso dal presidente Francesco Minervini. In difesa c'è stato il ritorno di D'Agostino, soprannominato qui da noi a Giovinazzo il Mastino, e poi c'è l'arrivo, e non da poco, di Xavi Cardoso. Una trattativa condotta in prima persona dal presidente Francesco Minervini, che ha strappato Xavi Cardoso alla concorrenza. Xavi Cardoso che proviene dall'Oliverense, squadra portoghese, e proprio l'Oliverense questi giorni ha disputato la USA Cup contro il Trissino con un pareggio di 4-4 tra le due formazioni, e Xavi Cardoso ha giocato sia nel Trissino sia nell'Oliverense. Xavi Cardoso, che ricordiamo è uno dei 5 giocatori più forti del Portogallo, nonché uno dei 10 più forti giocatori al mondo, quindi un giocatore di tutto rispetto, che ha fatto vedere già a Grosseto la differenza in pista. Sì, assolutamente, come dicevi Michele, Xavier Cardoso è un giocatore di un'altra categoria e credo che l'obiettivo della società, del Giovinazzo in questo mercato invernale sia stato quello di, oltre a crescere la qualità della squadra, anche quello di accrescere l'esperienza, perché Xavier Cardoso ha dimostrato di essere un giocatore molto esperto già dalla prima uscita contro il Grosseto, con le sue abilità specialmente in fase di possesso di palla, e poi, come avevi detto prima, un ex gloria del Giovinazzo, D'Agostino, che torna a vestire i colori biancoverdi, e sicuramente c'è curiosità per vedere quando ritroverà la condizione fisica, come tornerà in campo per battersi per questa città. Alcune curiosità prima dell'inizio di questo incontro: il Forte dei Marmi finora ha vinto 10 incontri, ne ha persi 2 e ne ha pareggiati 2. Il Giovinazzo invece ne ha vinte 4, ne ha perse 6 e ne ha pareggiate ancora 4, con una differenza reti per il Giovinazzo di meno 15, solo 14 li abbiamo presi a Trissino, Emanuele, e quindi ne ha fatte 45, ne ha subite 60, quindi con una differenza reti di 15, mentre il Forte dei Marmi ne ha fatte 55, ne ha subite 33, quindi questa sta a significare che ha una difesa alquanto rocciosa, con una differenza reti di più 15. Andiamo adesso a vedere la classifica prima dell'inizio di questa giornata. Sì, classifica che vede al primo posto il Trissino a 36 punti, a più 4 proprio dal Forte dei Marmi, che oggi viene a sfidare la FIP Giovinazzo. A seguire Lodi e Folonica a 31, Bassano a 26, Valdagno a 24, Monza a 20, Grosseto a 17, Giovinazzo a 16, Viareggio a 16, Sarzana a 11, Novara a 8,
Montebello a 5, fanalino di coda il Sandrigo con soli 4 punti. Ricordiamo le gare di questa sera: Giovinazzo Forte dei Marmi, che commenteremo insieme, poi ci sarà Novara Lodi, Follonica Valdagno, Monza Sandrigo e Viareggio Sarzana. Invece nella giornata di domani ci saranno Montebello Trissino, Bassano Grosseto e Novara Trissino. Gli arbitri di questa sera sono il signor Filippo Fronte di Novara, Giorgio Fontana di Milano, coadiuvati al tavolo da Vincenzo Marinelli della sezione di Giovinazzo. Andiamo a vedere quella che è la classifica marcatori invece prima di questa giornata. Sì, al primo posto Galbas con 19 gol, poi a seguire Gavioli con 18, Compagno con 17, poi Morais con 16 e Saavedra con 16 insieme a Riba, poi proprio Lucas Tabarelli del Giovinazzo a 15 gol, poi Barbosa del Valdagno sempre a 15, poi Bielsa a 14 e poi Banini, Fernandez, Mendes, Facin, Vega e Borregan tutti a 13. Mentre per quello che riguarda il Giovinazzo vediamo la classifica marcatori proprio del Giovinazzo, che ha con 15 reti all'attivo Tabarelli, Colamaria 11, Amato 6, Mezzina 5, Clavel 4, Turturro 3 e Cardoso in una sola giornata ha già segnato il suo primo gol. Andiamo a vedere quelle che sono le formazioni a cui si affideranno i due allenatori. Vediamo quella per il Forte dei Marmi, Emanuele. Sì, partiamo dalla formazione dei campioni d'Italia con in porta Riccardo Ognata, capitano, poi Federico D'Ambrosio con la maglia numero 5, con la maglia numero 6 Andrea Borgo, numero 7 Diego Cereces, numero 17 Piercarlo Cacciaguerra, numero 33 Gabriel Ambrosio, numero 78 Tommaso Giovanelli, numero 87 Francisco Ipignazar, numero 99 Enric Torner, numero 44 Raffaello Ciupi e allenatore il signor Alessandro Barsi. Mentre per l'AFP Giovinazzo abbiamo col numero 71 Ottavio D'Angelico, col numero 2 il capitano Samuel Amato, col numero 70 Luca Mezzina, col numero 39 Xavi Cardoso, col numero 9 Luigi Turturro, col numero 57 Renato Clavel, col numero 75 Daniele Gadaleta, col numero 7 Lucas Tabarelli, col numero 66 Paolo Colamaria, col numero 32 Francisco da Silva Veludo, il nostro grande portiere. Oggi è un confronto tra due portieri di due nazionali diverse, Gnata per l'Italia e mentre Veludo per l'Angola. Quindi due portieri a confronto, due portieri di nazionali a confronto. Una partita tutta da gustare, tutta da vedere. Vediamo che stanno per fare il loro ingresso in pista le due formazioni, dopodiché vedremo i quintetti che scenderanno, a cui si affideranno i due allenatori, che ricordiamo sono De Palma e Massari per il Giovinazzo, mentre per il Forte dei Marmi abbiamo De Girone. Lo speaker del Palapanzini adesso sta annunciando le formazioni che vi abbiamo dato in anteprima. Tra qualche istante ci gusteremo questa seconda giornata del campionato nazionale di Serie 1 di hockey pista, una squadra totalmente diversa da quella della prima frazione, dove il Giovinazzo perse per 6-1 all'andata a Forte dei Marmi. Il Mezzina aveva illuso il Giovinazzo dopo il primo gol del Forte dei Marmi, aveva subito pareggiato Luca Mezzina, però poi ha dilagato e di non poco il Forte dei Marmi. Ricordiamo Forte dei Marmi che è campione d'Italia in corso. Sì, Michele, parliamo di un Giovinazzo totalmente diverso dalla gara d'andata. Ci arriva con una vittoria a Grosseto, ci arriva con più fiducia rispetto a quella che c'era nel girone d'andata, in cui aveva pareggiato la prima partita in casa, però comunque era una squadra molto acerba, molto nervosa, che non girava bene la palla. È chiaro che anche oggi il Giovinazzo non è favorito per la vittoria, perché davanti ci sono i campioni d'Italia, c'è una squadra
che ha dei nomi importantissimi e che ovviamente lotta anche quest'anno per lo scudetto, però il Giovinazzo ci arriva con una testa diversa e un gruppo diverso che si è arricchito anche di qualità ed esperienza con il nuovo super acquisto da parte della società Xavi Cardoso. Sì, ricordiamo che poi sabato scorso entrambe le due squadre che adesso vediamo in pista hanno vinto con lo stesso risultato. 6-3 ha vinto il Forte dei Marmi contro il Novara, 6-3 ha vinto il Giovinazzo contro il Grosseto, quindi c'è anche questo risultato che li accomuna. Insomma, vedremo comunque questa partita. Il grande pubblico qui al Palapanzini, pubblico delle grandi occasioni che non si vedeva da un bel po' di tempo, forse spinti dall'entusiasmo dell'acquisto di Xavi Cardoso, che tutti vorrebbero vedere all'opera, visto che il Giovinazzo ritorna qui al Palapanzini dopo un mese circa. Quindi vedere la propria formazione rinnovata e vedere il bel gioco che si è visto, l'abbiamo visto in TV in queste due partite, sia a Trissino sia a Grosseto, 2 trasferte, e ora si ritorna al Palapanzini, quindi è un piacere rivederli e speriamo di poter gioire prima dell'inizio di questa telecronaca. Vediamo quello che sarà l'andamento di questa gara. Sì, assolutamente Michele. Secondo me vedremo una grande partita sotto tutti i punti di vista, sotto l'aspetto tattico, perché comunque si affrontano due allenatori molto, molto esperti da questo punto di vista, sotto il punto di vista mentale, perché c'è l'esperienza del Forte dei Marmi campione d'Italia, ma c'è anche l'esperienza dei singoli del Giovinazzo. Abbiamo visto già nel pre-partita subito Xavier Cardoso e Samuel Amato, gli uomini di più grande esperienza di questa squadra, caricare i propri compagni sin dal primo istante in cui sono scesi in campo nel riscaldamento. Adesso vedremo come si comporteranno le due squadre, però assolutamente il Giovinazzo è sfavorita, ma ha tutte le carte in regola per tenere testa a questa grande squadra. Il Giovinazzo che vediamo che si affida a un quintetto di tutto rispetto, con in porta il portiere Veludo, poi abbiamo Samuel Amato in difesa, poi vediamo Colamaria, Xavi Cardoso e Tabarelli in avanti. Mentre il Forte dei Marmi in porta abbiamo il portiere Riccardo Gnata. Abbiamo difficoltà dalla nostra postazione a vedere quelle che sono le formazioni. Col numero 6 abbiamo Andrea Borgo, col numero 99 Henrik Torner, col numero 5 Federico Ambrosio e col numero 87 Francisco Pinazar. Il Forte dei Marmi è subito partito in avanti, partita iniziata in questo istante. La formazione in maglia rosso-blu a giocarsi la pallina. Il Giovinazzo comunque con Samuel Amato riconquista la sfera, la passa in avanti con la Maria, scambio con Cardoso indietro Amato con la Maria, Cardoso Amato, giro palla veloce, fa il Giovinazzo, tiro di Cardoso, la riconquista comunque Tabarelli, ancora con la Maria, Amato, si girano i giocatori del Giovinazzo, fanno girare veramente palla, non danno un punto di riferimento. Samuel Amato perde l'aggancio, riconquista il Forte dei Marmi in avanti, palla alta, Giovinazzo ancora in possesso con la Maria, superata la metà campo, indietro ad Amato, Cardoso, riparte velocemente Cardoso, la passa dove riesce a prenderla con la Maria, Tabarelli ancora dietro la porta di Gnata, indietro ad Amato, tiro dalla distanza di Amato alla sinistra del portiere Riccardo Gnata. Riparte comunque la formazione toscana, subito si avvicina alla porta di Francisco Veludo col numero 87 Francisco Ipinazar. Adesso ci prova Henrik Torner, devia col guantone Veludo e Giovinazzo riparte. Cardoso si libera di tutta la difesa del Forte dei Marmi,
gli viene soffiata all'ultimo momento la pallina e riparte il numero 5 Federico Ambrosio. Ancora ci prova Henrik Torner, riconquista Cardoso per il Giovinazzo, tiro da distanza, Agnata ci prova. Subito primo squillo di Xavier Cardoso al Palapanzini, dopo aver gestito la palla molto bene in questi primi minuti. Arriva la prima conclusione verso la porta del Giovinazzo proprio di Cardoso, un tiro pericolosissimo, però davanti a sé ha un grandissimo portiere come Agnata che gli ha negato la gioia del gol. Adesso è Andrea Borgo in possesso della pallina. Ambrosio, ancora il Forte dei Marmi a manovrare, perde la sfera con un passaggio sbagliato il Forte dei Marmi. Con la Maria, Tabarelli, superata la metà campo, Tabarelli, finta, doppia finta di Tabarelli, fanno buona guardia, Cardoso, ancora Amato, Cardoso si fa atterrare, l'arbitro lì a 2 passi dice che è tutto regolare, l'arbitro Fronte era lì a 2 passi. Ancora il Forte dei Marmi a manovrare la pallina, tiro dalla distanza del giocatore numero 87 del Forte dei Marmi, con la Maria ci prova, tiro diagonale, ancora Tabarelli indietro per Cardoso, Amato indietro per Cardoso deve lottare, doppia lotta e subisce un fallo, 2 contro 1. Abbiamo visto ancora una volta l'esperienza di Cardoso nella gestione della palla, molto tranquillo quando è in possesso della sfera, anche contro 2 avversari che l'avevano pressato in maniera molto aggressiva, è riuscito ad uscirne e a guadagnare il primo fallo di questa partita. Cardoso che starà qui in Puglia fino alla fine della stagione con l'opzione per altri 2 anni, vedremo cosa deciderà a fine campionato il grande fuoriclasse portoghese, ed è il Giovinazzo proprio con Cardoso in avanti. Adesso finta di Cardoso, deve girare tutta l'area, scambia velocemente con Tabarelli, Amato, ancora Cardoso superato la metà campo, 2 contro 1, ancora una volta atterrato e ancora una volta che gli arbitri non ritengono falloso il fallo subito da Xavi Cardoso. Altra grande giocata di Cardoso che avrebbe potuto guadagnare un altro fallo, ancora una volta non fischiano nulla i direttori di gara. Si arrabbia Cardoso per il trattamento che sta ricevendo, giustamente. Con la Maria dietro la porta di Agnata ci prova con un alto e schiaccia, palla fuori. Giovinazzo che dovrà ripartire dall'angolino alto alla destra del portiere Agnata. Giovinazzo si mettono a confronto Tabarelli e con la Maria. Nel frattempo Agnata è andato a farsi pulire il casco dalla panchina. Siamo a 20 minuti, quindi 5 minuti già trascorsi dall'inizio di questo primo tempo. In questo momento Samuel Amato e Cardoso a colloquio con l'arbitro, probabilmente stanno facendo portavoce per i mancati fischi proprio sul fuoriclasse numero 39 che adesso aizza il pubblico giovinazese che l'aveva accolto con molto calore sin dal suo arrivo all'aeroporto di Bari. Velocemente ci prova il Forte dei Marmi con Riccardo Agnata, con il portiere, si spreca un gol con la Maria tutto solo davanti a Agnata. Dicevamo Federico Ambrosio spreca un gol. Ancora il Forte dei Marmi, continuano a lamentarsi i giocatori del Giovinazzo per il trattamento che stanno ricevendo, gli arbitri stanno lasciando correre tanto. Speriamo che non si incattivisca questa partita, perché fino ad ora è alquanto corretta, tranne qualche decisione dubbia del duo arbitrale.
perde la pallina il Forte dei Marmi con Ipinasar, fallo subito dal Giovinazzo. Siamo lì. A sorpresa in questa prima frazione stiamo vedendo un Giovinazzo in dominio del gioco, che gestisce la palla molto di più del Forte dei Marmi. Vedremo adesso come riusciranno a risistemarsi i campioni d'Italia contro un Giovinazzo che oggi sembra davvero in palla, perché ha già fatto 2 o 3 azioni molto pericolose per la porta difesa dagnata. Approfittiamo di questa pausa per salutare gli amici di Forte dei Marmi che ci ascoltano da casa. Sì, è una squadra da prendere con le pinze, perché da un momento all'altro ti possono punire, quindi Giovinazzo, che comunque sta facendo e non sta sfigurando assolutamente al cospetto di questa grande squadra che, ricordiamo, è seconda in classifica, quindi Giovinazzo che vuole risalire per liberarsi subito dalle basse posizioni, anche se per salvarsi c'è bisogno di almeno 30 punti in classifica, giochi fatti. Giovinazzo che ne ha conquistati già 16, quindi speriamo che questa salvezza arrivi quanto prima, per poi tutto quello che viene a raccogliere, tutto quello che verrà dopo. Ambrosio sulla pallina, ha subito il fallo, il Forte dei Marmi, falli 1-1 per il momento. Ambrosio la scambia con il compagno di squadra, ancora il Forte dei Marmi con Federico Ambrosio. E il volta di Turner, ci prova dalla distanza, grande parata di Veludo. Adesso attacca ancora il Forte dei Marmi. Amato, Tabarelli, ancora Amato, Cardoso, Amato, ancora un trattamento particolare per Cardoso. Si lamentano i giocatori del Forte dei Marmi. Colamaria sbaglia un gol tutto solo, facilissimo, tutto solo davanti a Gnata. Ancora ribatte il Giovinazzo, si era gridati veramente al gol e siamo lì a 2 passi. Sbaglia, l'esperienza forse la fa da padrona. Ancora il Forte dei Marmi con Francisco Ipinasar adesso a girare tutta la porta di Francisco Veludo, la scambia con Ambrosio. Ancora un grande doppia parata di Veludo. Cardoso riesce a mantenere il possesso della pallina. Clavel, Amato nel frattempo è uscito con la Maria. Sì, l'occasione di prima di Colamaria è stata davvero ghiotta, grazie anche al passaggio illuminante di Xavi Cardoso. La combinazione tra i due aveva funzionato alla perfezione, peccato per Colamaria che non è riuscito a concludere. Ok, adesso a Clavel, grandissima giocata di Tabarelli e grande passaggio di Cardoso. Delizia con le sue giocate il Palapansini Xavi Cardoso. Ancora Giovinazzo che riesce a riconquistare la sfera. Cardoso 2 contro 1 indietro. Tabarelli, Amato, Cardoso adesso, Cardoso sulla balaustra. Cardoso si ferma, la passa in avanti a Tabarelli, ancora Gnata, respinge col guantone, riparte il Forte dei Marmi con Ipinasar, ci prova adesso, gli viene soffiata la pallina al giocatore del Forte dei Marmi, Andrea Borgo. Cardoso che invita i compagni di squadra a girare, non danno punti di riferimento, sbaglia il passaggio. Tabarelli al centro dove c'era
Clavel, ancora il Forte dei Marmi, già siamo a ridosso della porta del Giovinazzo, ci prova, grandissima parata di Francisco Veludo. Tabarelli, si sono già chiusi in difesa i giocatori toscani. Amato, cercano di far aprire il ventaglio della difesa del Forte dei Marmi. Cardoso adesso con calma, Cardoso dietro la porta dignata, 1 contro 1, è costretto a passarla indietro. Amato deve ripartire in avanti, un diagonale. Clavel adesso, Clavel, doppia finta di Clavel, riesce a mantenere il possesso della pallina, gli viene però tolta dalla difesa con Federico Ambrosio. Ancora grande parata di Veludo, fallo questa volta del Giovinazzo con Cardoso ai danni di Ipinezar. Andiamo a rivedere il fallo d'ostruzione. Sì, fallo fuori dall'area, chiaramente non è stato volontario da parte di Cardoso, che è scivolato e ha travolto il numero 87 del Forte dei Marmi. In questo momento c'è un time out chiamato proprio dal Forte dei Marmi, è inquadrata in questo momento la panchina del Giovinazzo con Angelo De Palma che dà indicazioni al quintetto che in questo momento è in campo, cioè Amato, Cola Maria, Xavier Cardoso e Clavel, con Veludo sempre presente tra i pali. Se dopo la regia inquadra gli spalti vediamo un Palapanzini veramente pieno, colmo, non lo vedevamo così da tanto tempo. C'è anche lo striscione degli Ultras, grazie Presidente, riferito all'acquisto di Xavi Cardoso, perché veramente ha dato una scossa a questo ambiente e ha portato più gente qui al Palapanzini. Si riprenderà con il fallo che ha subito il Forte dei Marmi dal vertice alto dell'area del Giovinazzo, vertice basso scusate dell'area del Giovinazzo. Sulla sfera si è portato Federico Ambrosio, al suo fianco Eric Turner. Lasciano la pallina a Francisco Ipinezar. Tutto pronto, ancora il Forte dei Marmi che adesso fa girare la pallina. Turner, cercano di andare avanti i giocatori del Forte dei Marmi. Cereches che svirgola la pallina, subisce però un fallo il Forte dei Marmi. Cereches batte subito la punizione, rimangono in possesso della sfera i giocatori del Forte dei Marmi al centro dell'area. Adesso è il Giovinazzo a difendersi e il Forte dei Marmi in avanti, ci provano ancora. Giovinazzo che riparte con Amato, Clavel, Cardoso, doppia finta di Cardoso, tiro alto, è uscito dal rettangolo di gioco, è uscita la pallina dal rettangolo di gioco. Sì, ancora un'altra occasione abbiamo visto per il Forte dei Marmi. Veludo sempre attento e attenta anche la retroguardia del Giovinazzo con Samuel Amato, che finora sta facendo un buonissimo lavoro nel fermare le incursioni offensive molto pericolose del Forte dei Marmi. Partita sul risultato di 0-0 quando mancano 13 minuti e 29 secondi alla fine del primo tempo. Partita povera di gol ma non di emozioni e di occasioni, perché queste due squadre stanno facendo veramente vedere un grande hockey stasera, quindi per la gioia del grande numero di spettatori giunto qui al Palapanzini e di quelli che ci stanno guardando da casa.
Giovinazzo, grandissima giocata adesso di Cardoso. Cerekes indietro al compagno di squadra Torner. Adesso è Francisco Ipinazar. Torner deve girarsi su se stesso, ci prova, finta. Ancora Ipinazar. Siamo dietro la porta di Veludo. Perde la pallina con la Maria. Cardoso con la Maria, tiro e gol! Grandissimo gol di Cardoso, grande gol che andiamo a rivedere. Giovinazzo in vantaggio. Giovinazzo con Cardoso dopo 13 minuti dall'inizio dell'incontro. Cardoso sblocca la partita. Eccolo qui, il fenomeno acquistato dalla società biancoverde. Eccolo qui, nel suo altruismo, nel passare la palla con la Maria, che ha fatto un gran tiro, ha trovato davanti a sé un grande Gnata. Poi sulla ribattuta è stato anche un po' fortunato Cardoso, che firma il suo primo gol al Palapanzini, esulta con il pubblico e fa impazzire gli almeno 1500 spettatori oggi al Palapanzini. Fallo nel frattempo subito da Colamaria. Chiedono la distanza i giocatori in maglia biancoverde. Amato con la Maria, tallonato a vista da Torner. Cardoso si libera del proprio diretto avversario. Con la Maria ci prova dalla distanza. Con la Maria nulla di fatto. Cerekes, Torner, ancora il Forte adesso a giocarsi per il pareggio. Ancora ci provano, palla alta, è uscita dal rettangolo di gioco la pallina dopo la deviazione del Giovinazzo. Chiedono la distanza, subito ripartiti giocatori del Forte dei Marmi e Francisco Ipinazar adesso in possesso della pallina. La scambia con Torner. Ancora Ipinazar. Ancora Amato, riparte 2 contro 1. Amato sbaglia il passaggio al compagno di squadra Cerekes. Ci provano con un tiro Sbilenco. I giocatori del Forte dei Marmi riescono comunque a mantenere il possesso della pallina. Un tiro da distanza e ancora il Giovinazzo con Colamaria. Tiro da distanza, risponde alla grande Gnata. 1 contro 1, scivola il giocatore del Forte dei Marmi, il numero 5 Federico Ambrosio, che chiedeva un fallo. Invece è stato lui a commettere fallo. Time out chiesto dal Giovinazzo. Nel frattempo si riprenderà con il Giovinazzo a battere la pallina. Sì, in questo momento stiamo vedendo anche la reazione del Forte dei Marmi, anche se comunque quando Giovinazzo riesce a riconquistare è sempre fin troppo pericoloso per la porta di Gnata, quindi il Forte dei Marmi deve assolutamente sfruttare questo time out per riorganizzarsi nelle situazioni di ripartenza del Giovinazzo, che sono davvero molto pericolose grazie anche all'intelligenza tattica e alla qualità di Cardoso e Amato, che sanno trovare sempre il passaggio giusto per mettere in difficoltà la retroguardia del Forte dei Marmi. Attendiamo la reazione della squadra ospite, che sicuramente ha le qualità per rimettere in piedi questa partita, che in questo momento sta vedendo il Giovinazzo in vantaggio meritatamente. Giovinazzo che sta facendo sorridere i propri tifosi, non smettono di incitarli, e la partita è un piacere vederla questa sera. Partite che non si vedevano da parecchio così come questa, forse l'abbiamo vista contro il Valdagno. Adesso ancora il Giovinazzo in avanti, Clavel la lascia al proprio compagno di squadra Amato, subito Cardoso sbaglia il passaggio
riconquista il Forte dei Marmi con Ipinazar. Ancora Ipinazar è arrivato già sotto porta del Giovinazzo. Ancora la squadra toscana a manovrare. Ambrosio tallonato da Amato. Cereches la scambia con Andrea Borgo. Ci provano con un filtrante, fanno buona guardia i giocatori del Giovinazzo. Ancora Ambrosio, prova dalla distanza, doppia prova del doppio gioco del Forte dei Marmi. Giovinazzo che attento in difesa. Colamaria cerca e subisce un fallo commesso dal numero 6 Andrea Borgo. Quarto fallo commesso dal Forte dei Marmi contro i due del Giovinazzo. Sì, stiamo vedendo la grande personalità del Giovinazzo che va a giocarsi di uno contro uno, ma la personalità anche grazie al Xavier Cardoso, che sta anche in ogni occasione, anche quando intercetta la palla, esulta con il pubblico, con i compagni, chiaramente sta facendo la differenza con la sua grinta. Clavel adesso, Amato, Cardoso, l'autore della rete. Cardoso lo guarda a vista Francisco Ipinazar. Amato con la Maria, perde la sfera Cereches. Ancora il Forte dei Marmi con Ipinazar, Cereches. Ipinazar lascia al compagno di squadra. Ancora da distanza, scivola, riparte il Giovinazzo, fischia la stecca alta il signor Fronte. Decisione discutibile dell'arbitro, perché Cardoso doveva per forza alzare la stecca per superare l'avversario che era a terra. Non è stata una stecca alta per contrastare l'avversario, ma semplicemente per superare. Infatti il signor Fontana non l'aveva data come fallo. Ancora un fallo subito dal Tabarelli. Lasciano correre ancora gli arbitri. Ci provano i giocatori del Forte. Amato riesce a deviare la pallina all'ultimo minuto. Ancora il Giovinazzo in avanti. Tabarelli sbaglia il passaggio, lo riconquista Borgo. Ipinazar, Veludo salva il pareggio. Ancora Torner. Ipinazar, ancora Cereches al momento del tiro, però gli viene contrastato. Cardoso tutto solo contro i 4 giocatori del Forte dei Marmi. Amato, Clavel, Tabarelli viene rimandato indietro, infatti riceve la pallina. Amato con la Maria la scambia con Tabarelli. Non aggancia Cardoso e il Forte dei Marmi riparte. Ancora Borgo, Cardoso gli soffia la pallina. Tabarelli, Veronica di Tabarelli. Amato, Cardoso, fallo subito sul volto. Cereches ai danni di Tabarelli, colpito al volto. Andiamo a rivedere, vediamo il fallo, eccolo qua, quinto fallo del Forte dei Marmi. 5 falli a 7 minuti dalla fine del primo tempo sono tanti, testimoniano che il Forte dei Marmi è in difficoltà in questa prima fase della partita, è costretto a spendere molti falli per fermare le incursioni del Giovinazzo. Vedremo
se qualcosa cambierà con il proseguo del match. Tabarelli adesso in avanti, 1 contro 1 con Borgo. Tabarelli 2, viene atterrato. Gli arbitri dicono che è tutto regolare, eravamo lì in aria. Dobbiamo accettare quelle che sono le decisioni, purtroppo. Siamo condannati a soffrire. Ancora Turner prova un tiro dalla distanza. Giovinazzo con Cardoso adesso in avanti, si libera del diretto avversario, invita i compagni di squadra ad avvicinarsi all'area del Forte dei Marmi. Tabarelli con la Maria, tiro dalla distanza, sfiora il palo alla destra di Ignata. Ancora il Forte dei Marmi, gli viene subito soffiata la pallina al momento del tiro. Cardoso. Sì, abbiamo capito che a Cardoso non piace molto scaricare la palla dietro, lo vediamo anche in questa situazione, non gli piace ripartire dal basso molto spesso, infatti più volte ha richiamato i compagni a salire, a provarci ancora una volta in zona offensiva. Adesso Giovinazzo perde il possesso della palla, ripartirà il Forte dei Marmi in zona offensiva. Il numero 5 Ambrosio sulla pallina. Ancora è la volta di Turner, prova con una finta a sorprendere Francisco Veludo, senza esito. Giovinazzo ancora in avanti, ancora Amato, Tabarelli, Clavel, Tabarelli indietro dove c'è Amato, Ambrosio lo tallona. Tabarelli, Cardoso scambia con Clavel al centro. Tabarelli, riconquistano però i giocatori del Forte dei Marmi. Ancora un piede di Veludo e fa ripartire il Giovinazzo, sbaglia però il passaggio Clavel, riconquista però prepotentemente il Giovinazzo. Clavel sbaglia, l'avevamo visto quasi dentro, ha colpito incredibilmente la traversa e l'arbitro poi ha fischiato palla alta, però è stata davvero clamorosa l'occasione di Clavel, che ha seguito quella precedente di Ambrosio, che ha trovato davanti a sé un grande Veludo. Giovinazzo ancora si lascia soffiare la pallina, ci prova dalla distanza Turner senza esito. Giovinazzo che è lì vicino all'area, ancora un duro trattamento da parte dei giocatori del Giovinazzo. È la volta del Forte dei Marmi, grandissimo Veludo, toglie la gioia a Federico Ambrosio del gol. Ambrosio, che ricordiamo è uno dei capocannonieri del campionato con 12 reti per il Forte dei Marmi. Turner ancora, è la volta di Borgo che cerca di ipnotizzare la retroguardia del Giovinazzo senza esito. Turner, Borgo la scambia con Ambrosio, ci provano, grande Clavel che toglie la gioia del tiro al numero 5 Federico Ambrosio. Un diagonale che si spegne al lato del portiere del Giovinazzo. Cardoso, finta di Cardoso, al centro gli viene però deviata la pallina. Grandissimo Veludo, una squadra veramente cambiata questa del Giovinazzo. Francisco Veludo
sta facendo anche lui la sua parte. Sì, in precedenza c'è stato l'errore di Xavi Cardoso che ha regalato il contropiede al Forte dei Marmi, che adesso attacca ancora. Ecco, proprio lui a contrastare l'offensiva del Forte dei Marmi. Si lamenta il giocatore del Forte dei Marmi, Ambrosio, e nel frattempo time out chiesto dal Forte dei Marmi. Sì, Forte dei Marmi che, come abbiamo detto prima, ha bisogno di riorganizzarsi. Forse negli ultimi minuti, negli ultimi istanti abbiamo visto il miglior Forte dei Marmi di questa partita, che chiaramente non può essere il miglior Forte dei Marmi in assoluto, perché è una squadra che ci ha abituato a molto di più, quindi vedremo se il Forte dei Marmi riuscirà a riordinarsi, a riorganizzarsi per affrontare questi ultimi minuti del primo tempo e il secondo tempo con una mentalità e una organizzazione diversa. Il Forte dei Marmi che adesso si appresterà a battere la punizione assegnata dal signor Fronte. Forte dei Marmi lì vicino all'area del Giovinazzo, deviazione di Colamaria, ma il Forte dei Marmi è ancora lì. Ancora Giovinazzo in possesso della sfera, Amato, Clavel, Amato non riesce nell'intento e riparte velocemente il Forte dei Marmi. Grandissima deviazione di Veludo, ancora si sta vedendo poco, Emanuele, la differenza tra le due formazioni, tenendo conto che il Forte dei Marmi è campione d'Italia in carica, Giovinazzo che l'anno scorso ha lottato per i play-out salvandosi proprio all'ultimo momento, quindi questa differenza questa sera non la stiamo per niente vedendo in campo, anzi non vorremmo essere di parte, ma è il Giovinazzo che la sta facendo da padrona. Sì, nella metà campo del Giovinazzo, per gli appassionati dell'hockey, stiamo assistendo a un duello bellissimo, di altissimo livello, di altissima qualità tra Federico Ambrosio e Francisco Veludo. In questo momento la sta vincendo Veludo, però Ambrosio sta avendo tante occasioni per far male al Giovinazzo, che adesso la ripartenza con Clavel. Con la Maria, Clavel, scivola Clavel, nella scivolata commette fallo. Poco più di 30 secondi alla fine di questo primo tempo. Ancora il Forte dei Marmi con Ambrosio adesso. Turner. Siamo lì nella metà campo del Giovinazzo, vogliono andare negli spogliatoi con il pareggio. E ancora palla alta, questa volta è Ambrosio, palla alta, no, l'arbitro assegna il gol del pareggio a 7 secondi. Se andiamo a rivedere, viziato da una palla alta, comunque probabilmente è stato autogol di Samuel Amato. Davvero sfortunatissimo il Giovinazzo a subire questo gol proprio al termine del primo tempo. Sarebbe potuto andare negli spogliatoi in vantaggio, invece è stato davvero sfortunata la squadra di casa a subire questo gol. Intanto qui Turner parte in anticipo e Clavel deve ribattere. Giovinazzo che dovrà ribattere perché il Pinezar ha superato la metà campo al momento del tiro. Stanno facendo un po' di confusione i direttori di gara
in questa fase, anche perché c'era stata anche una grande occasione per il Giovinazzo col tiro di Cardoso deviato da Colamaria. Fine del primo tempo sul risultato di 1-1 e staremo a vedere quello che sarà l'evolversi dell'incontro, però i presupposti per portare a casa la vittoria ci sono tutti. Vedremo il secondo tempo ora negli spogliatoi, il mister De Palma e Massari cosa diranno ai propri giocatori. A tutti quanti ci risentiremo dopo l'intervallo.
Sta per iniziare la seconda frazione di gioco qui al Pala Panzini, primo tempo finito sul risultato di 1-1 che ha visto il Giovinazzo in vantaggio sin dal 13° minuto. È arrivato il pareggio a 7 secondi dal termine con un gol fortuito assegnato dalla federazione ad Ambrosio, e quindi vedremo nella seconda frazione si ripartirà dal risultato sull'1-1. Abbiamo visto un bel match nel primo tempo con le due squadre che hanno giocato un grande hockey, un Forte dei Marmi un po' al di sotto delle aspettative, invece un Giovinazzo che sta rendendo molto bene e sta colmando il gap grazie anche alle giocate d'esperienza e di qualità di Javier Cardoso, autore del gol dell'1-0. Si riparte. Forte di Marmi con Ipinazar in avanti, scivola Borgo, ancora siamo dietro la porta di Francisco Veludo, cerca un compagno di squadra, giocatore del Forte di Marmi, adesso è Torner, prova Torner, scivola al momento del tiro, con la Maria riparte, con la Maria Cardoso indietro per Amato, con la Maria Xavi Cardoso, ancora Amato, con la Maria Cardoso, ancora indietro con la Maria Tabarelli, con la Maria si avvicina alla porta di Ignata, contrasto fra i due giocatori, con la Maria. Amato ha provato l'incursione senza riuscita ed è adesso Ipinazar in avanti, Borgo, Ipinazar, ancora Torner, Ipinazar alla meglio, Cardoso la scambia velocemente con la Maria, prova un tiro da distanza, si intromette nel mezzo il numero 5 Federico Ambrosio adesso è in possesso della pallina, fallo del Forte dei Marmi. Sì, il gioco è fermo perché ci sono dei problemi con il tabellone, infatti sicuramente non sono passati solo 8 secondi, vedremo adesso come ripristineranno il cronometro al tavolo. Si stanno consultando gli arbitri con gli addetti al tavolo. Stanno facendo scorrere il cronometro fino al tempo stabilito. Lo vedete in sovraimpressione in alto a sinistra dei vostri schermi. Questa pausa è occasione per i giocatori di confronto. Abbiamo visto Javier Cardoso e con la Maria a colloquio. C'è Amato con Ambrosio che stanno dialogando dietro la porta di Veludo. Sta perdendo un po' di tempo a causa di questo problema nel cronometro che sta venendo modificato di continuo dal tavolo. Vedremo
quanto altro tempo si perderà a causa di questo stop. Intanto ci aspetta tutto un secondo tempo da vivere con queste due squadre che ci stanno offrendo davvero un grandissimo spettacolo stasera. Intanto sembra tutto pronto per ripartire, infatti si riparte. 23-03 Emanuele, Sì, e sì. quindi grande giocata del Forte dei Marmi con Borgo. Amato adesso per il Giovinazzo, Tabarelli, Cardoso, indietro per Amato, Colamaria si avvicina alla porta di Ignazio e gol di Colamaria che porta nuovamente in vantaggio il Giovinazzo. Grandissimo gol di Paolo Colamaria, tutti in piedi sugli spalti, fa una scivolata per accogliere il calore e il tifo dei propri tifosi in una delle partite più importanti della stagione. Non poteva mancare la sua firma, aizza il pubblico ed è 2-1, Giovinazzo in vantaggio. Grandissima rete di Colamaria, più tardi la regia ce lo dimostrerà quel gol. E adesso ripartiamo dal 2-1 del Giovinazzo. Amato in avanti per Colamaria gli perde la sfera, stecca alta, viene commesso fallo comunque ai danni di Colamaria dal giocatore Francisco Ipinazar, però il fallo era suo, stecca alta. Sì, c'è stato uno scontro fortuito fra i due, adesso Colamaria si rialza, cenno d'intesa con Francisco Ipinazar e il Forte dei Marmi ripartirà dalla propria metà campo. Ancora Forte dei Marmi con Andrea Borgo, Ambrosio, Ipinazar, Torner ci prova dalla distanza, Colamaria con grande sorpresa per chi aveva preventivato un Giovinazzo sotto misura, e ancora il Giovinazzo che sfiora con Tabarelli, ancora Tabarelli in avanti, scambia con Amato, Tabarelli, tiro, e Ignata ancora lui con il casco riesce a deviare. Incredibile parata di Riccardo Ignata che fa vedere le sue qualità, si mette in mostra anche lui in un momento di grande difficoltà per il Forte dei Marmi. Si attende la reazione dei campioni d'Italia. Palla alta, Giovinazzo nella ripartenza, sull'entusiasmo il Giovinazzo si spinge in avanti, Tabarelli in avanti, Amato per poco non fa il terzo gol. Amato, Colamaria, Cardoso, Amato, Tabarelli, ancora Ignata ci mette una pezza, grande velude, pareggio al volo del numero 87 Francisco Ipinazar per il Forte dei Marmi. Stiamo rivedendo, lasciato tutto solo in difesa. Sì, grande gol di Francisco Ipinazar del Forte dei Marmi. C'era stata l'occasione del Giovinazzo, il Forte dei Marmi ha recuperato palla anche grazie alla grande parata di Ignata che si sta davvero mettendo in mostra in questo secondo tempo e ha sfruttato molto bene il contropiede e dunque pareggia di nuovo i conti il Forte dei Marmi. E il Giovinazzo vedremo adesso se riproverà ancora una volta e con che determinazione lo farà a riandare in vantaggio. È la volta di Cardoso, scambia con Tabarelli indietro per Amato, Colamaria, ostacolato Colamaria, riparte il Forte dei Marmi, Ambrosio adesso è
il numero 99 Enrico Torner, in possesso della palla Ipinazar. Ambrosio dietro la porta di Veludo. Ipinazar, Torner. Tabarelli riesce a riconquistare la pallina per il Giovinazzo e a ripartire. Cardoso deve indietreggiare. Amato con la Maria, ci prova dalla distanza, palla alta deviata dal portiere Riccardo Ognata e palla al Giovinazzo. Nel frattempo è entrato Mezzina per il Giovinazzo, ha toccato la sua prima pallina Mezzina. Tabarelli al centro dove c'era Mezzina, riparte, grande giocata di Amato e ancora Forte dei Marmi, pericoloso questa volta il Forte dei Marmi. Amato, tiro, Cardoso, Amato al centro, non aggancia Tabarelli, riesce però a mantenere il possesso della sfera il Giovinazzo. Xavi Cardoso, atterrato in aria. Tabarelli ci prova, riparte però Borgo, ancora deviato il tiro del numero 5 del Forte dei Marmi, Ambrosio. Giovinazzo subito in capovolgimento di fronte. Tabarelli, Amato, si sono già chiusi in difesa, Emanuele, i giocatori del Forte dei Marmi. Sì, adesso il Giovinazzo gira la palla, c'era stato un contatto in area di rigore con Xavi Cardoso che era andato per terra, però giustamente gli arbitri hanno lasciato correre e le azioni del Giovinazzo partono o da Cardoso o da Samuel Amato. In questo momento Cardoso è nella metà campo difensiva perché Ambrosio è sempre pronto per le ripartenze del Forte dei Marmi. Il Giovinazzo deve stare molto attento alle situazioni di contropiede. Vediamo adesso ancora il tiro pericoloso di Borgo con la parata di Veludo. Intanto time out chiesto dal Forte dei Marmi. Palla che è uscita dal rettangolo di gioco. Grande partita questa sera, una partita che si può capovolgere da un momento all'altro sia per una che per l'altra squadra. Un 2-2 è inaspettato forse per il Giovinazzo che è nono in classifica quando i secondi in classifica è il Forte dei Marmi. Sì, il Giovinazzo partiva sfavorito, però sta giocando davvero bene oggi. Chiaramente questo è frutto del lavoro della nuova guida tecnica che ormai da alcuni mesi sta cambiando un po' il modo di giocare del Giovinazzo, e anche merito della società che ha portato un giocatore come Xavi Cardoso che chiaramente quando in campo fa la differenza in entrambe le fasi, sia in quella offensiva che difensiva. Il Forte dei Marmi fino a questo momento è stato un po' sottotono, però la partita è ancora lunga e i campioni d'Italia sicuramente proveranno in questa fase a prendere in mano il pallino del gioco e a fare male al Giovinazzo. Giovinazzo che ricordiamo sabato prossimo andrà a Novara e poi ci saranno due incontri qui al Palapanzini nelle prime 2 settimane di febbraio. Gol nel frattempo del Forte dei Marmi di Borgo, porta in vantaggio per la prima volta in questa partita il Forte dei Marmi. Un gol a sorpresa che abbiamo appena rivisto il replay. Giovinazzo che adesso sta perdendo per 3-2, però non bisogna demoralizzarsi perché il Giovinazzo la sta facendo la sua partita,
non sta per niente sfigurando al cospetto della grande squadra del Forte dei Marmi. Ancora Amato adesso per il Giovinazzo. Cardoso, tiro, nulla di fatto. Forte dei Marmi adesso nella metà campo dell'AFP Giovinazzo. Ambrosio perde la sfera, fa ripartire Tabarelli. Amato al centro dove c'era Mezzina che non aggancia, stecca alta e Rigore. Finalmente rigore per il Giovinazzo. Andiamo a rivedere, ecco, stecca alta. Si stecca alta proprio di Ambrosio, che aveva regalato la ripartenza al Giovinazzo con un insolito errore in zona offensiva. Tabarelli stava colpendo a botta sicura e la stecca alta di Ambrosio gli ha impedito di andare sulla palla, quindi giustamente fischiato il rigore per il Giovinazzo e Samuel Amato si appresta a batterlo. Una grande responsabilità per Amato. Palla a 2, rimane a terra però Riccardo Gnata. È riuscito ad evitare la gioia del gol ad Amato. Era molto forte il tiro di Amato e Gnata l'ha bloccato praticamente con la pancia, quindi ci sta il dolore perché sappiamo che Amato non tira piano. E adesso ci sarà ingaggio a 2 perché Gnata ha trattenuto la palla. Vedremo Giovinazzo come sfrutterà questa azione offensiva. 16 minuti e 42 secondi alla fine dell'incontro. Giovinazzo che non riesce a mantenere il possesso della pallina. Riparte il Forte dei Marmi. Ipinezar, Torner, Ipinezar cerca di liberarsi del diretto avversario. Adesso è Torner in possesso della pallina, la passa in avanti, riesce Cardoso a mantenere la pallina. Tabarelli si deve accentrare. Tabarelli indietro, Cardoso, finta di Cardoso, gira tutta l'area di Gnata, la scambia con Mezzina. Amato, Cardoso ancora lui in avanti. Tabarelli prova a sorprendere la retroguardia del Forte dei Marmi, che però riparte velocemente. Grande giocata di Ambrosio. Ancora Tabarelli. Mezzina per poco non sfiora la rete del pareggio, però riescono i giocatori in maglia bianco-verde a mantenere il possesso della sfera. Riparte velocemente Torner, palo di Torner, ancora Ambrosio che segna la quarta rete per il Forte dei Marmi. Doppio vantaggio del Forte dei Marmi, 4-2. Sì, un grande gol di Ambrosio che porta il risultato su 4-2. Ancora una volta il Giovinazzo punito da una ripartenza fulminante del Forte dei Marmi, che adesso ha preso il controllo del match. Giovinazzo aveva avuto la possibilità da rigore per pareggiare i conti, c'è stata la parata di Gnata e quindi adesso ha raddoppiato il vantaggio il Forte dei Marmi. Vedremo la reazione dei padroni di casa. Ancora Giovinazzo in avanti, tiro dalla distanza di Amato. È la volta del Borgo del Forte dei Marmi in avanti. Indietro Ipinezar, scambia con Torner. Ipinezar, ancora Forte dei Marmi a manovrare la pallina. Al centro la prende Borgo, la pallina Ipinezar, Borgo
Tiro alto di Turner, Giovinazzo in possesso con Tabarelli, sbaglia il passaggio Tabarelli, scivola però il numero 87 Ipinazar del Forte dei Marmi. Amato, tiro da distanza, palla alta, Ipinazar, ancora lui in possesso della sfera, Cerekes. Sì, un Giovinazzo che sta soffrendo molto in questa fase il possesso del Forte dei Marmi, soprattutto le ripartenze. Giovinazzo dovrà sicuramente migliorare nella gestione di tutti i 50 minuti, perché vediamo sempre un Giovinazzo che gioca molto bene nella prima fase della partita, poi vediamo sempre calare la squadra di casa. Un bruttissimo fallo ai danni di Xavi Cardoso, ha preso una steccata sulla fronte, andiamo a rivedere, brutto fallo, non è stato volontario, però qui ci poteva stare anche un cartellino blu per Borgo, però per i direttori di gara probabilmente non c'è neanche fallo, ci sarà ingaggio a 2. Vedremo adesso il Giovinazzo come reagirà a questo doppio svantaggio, tenendo conto che mancano 13 minuti alla fine dell'incontro, 13 minuti che sono tantissimi nell'hockey. Ancora Borgo per il Forte dei Marmi da distanza e segna la quinta rete Borgo, doppietta per lui questa sera, un tiro da distanza. Veludo non l'ha visto nemmeno partire questo tiro. Qui sta venendo fuori la qualità dei campioni d'Italia, era prevedibile che nel secondo tempo avrebbero preso il dominio del gioco e si sta vedendo anche con le reti segnate. Secondo gol di Borgo quest'oggi, quindi porta il risultato sul 5-2 per la squadra ospite quando mancano 12 minuti e 50 secondi al termine del match. Giovinazzo adesso che rischia di prendere la sesta rete. Amato, tiro da distanza di Amato deviato dal portiere Ignata. Con la Maria, ancora il Giovinazzo lì vicino Ignata, però riescono ad avere la meglio i giocatori del Forte dei Marmi. Ipinazar adesso in possesso della pallina, la scambia con Borgo, Cerekes, Ipinazar, 2 contro 1, Borgo, ancora Turner, Cardoso ci prova dalla distanza, sfiora il palo alla destra di Ignata, ripartono però i giocatori del Forte dei Marmi, ancora Borgo, lui questa volta riesce a parare Francisco Veludo. Clavel, finta di Clavel, la passa dove non c'è nessun compagno di squadra, riesce però ad agganciarla Amato dietro la porta di Ignata a Clavel, la lascia con la Maria, doppia giravolta con la Maria, ancora con la Maria in possesso della pallina, tiro al lato del portiere Ignata, in avanti Cerekes, riesce però a superarsi il Giovinazzo. Clavel e rigore, ancora una volta rigore per il fallo subito da Clavel. Vediamo l'atterramento di Clavel
Sì, grandissima giocata di Renato Clavel, che va a conquistare il secondo rigore del match per il Giovinazzo. Il primo era stato sbagliato dal capitano Samuel Amato, questa volta è Xavier Cardoso che si prende questa responsabilità e va sul dischetto contro Ognata. Prova ad accorciare le distanze Cardoso, tiro, nulla di fatto, neanche Cardoso riesce a metterla dentro. Ognata con la stecca la manda fuori dal rettangolo di gioco. Ancora sotto la nostra postazione abbiamo Clavel con la Maria, Cardoso 2 contro 1, cerca di farsi perdonare Cardoso l'errore dal dischetto. Amato, riesce Borgo a riconquistare la pallina per il Forte dei Marmi, tallonato da Clavel, pallina che si fa tutta la pista, riparte con la Maria, finta di con la Maria con i pattini, riesce a riconquistarla Ipinazar, ancora lotta Cardoso Cereques, atterrato Cardoso e blu per Cereques, blu, finalmente il primo cartellino blu della serata. Giovinazzo che ha nuovamente la possibilità di un tiro libero questa volta, dopo 2 rigori sbagliati, uno da Amato e l'altro da Cardoso. Adesso vediamo chi si porta sulla pallina, sarà Tabarelli a provare a gonfiare la rete di Ignata. Sì, va Tabarelli, è entrato apposta per battere il tiro libero, capocannoniere del Giovinazzo con 15 reti, va a prendersi lui la responsabilità per provare a portare il risultato sul 5-3 e accorciare lo svantaggio. Tabarelli, gol di Tabarelli e porta il Giovinazzo sul 5-3. Lucas Tabarelli è entrato per battere il tiro libero e ha eseguito il suo dovere. 5-3, il Giovinazzo accorcia lo svantaggio, adesso è a -2 dai campioni d'Italia che sono in vantaggio. Tabarelli chiede la spinta del pubblico che sarà fondamentale per questi ultimi 10 minuti di gioco. Il Giovinazzo resta in partita e vuole crederci fino alla fine. Ed è proprio Tabarelli che riesce a riconquistare la pallina, va in velocità Tabarelli, la scambia con Cardoso, indietro per Amato. Tabarelli, Amato, Cardoso in avanti, cercano di sorprendere la retroguardia del Forte dei Marmi, i tiri della distanza del Giovinazzo. Ambrosio la scambia con Borgo, ancora Ipinazar indietro per Torner, Ipinazar, scambio tra Ipinazar e Torner, Borgo la passa ad Ambrosio, tallonato da Tabarelli, riesce però a passare la pallina al compagno di squadra. Adesso è sempre lui Ambrosio in possesso della sfera. Il Giovinazzo con Tabarelli riesce a mantenere la pallina, però nel frattempo un fallo di Ipinazar. La manda fuori dal rettangolo di gioco la pallina. E ancora Amato sulla pallina. Sì, intanto Cardoso ha chiesto al tavolo di cambiare palla, accontentato dall'arbitro, che dunque restituisce quella che era la palla con cui si è iniziato questo match. Vediamo adesso Tabarelli a scambiare con Amato. Cardoso adesso in avanti, perde la pallina Borgo si porta vicino l'area del Giovinazzo. Ambrosio, ancora
Torner, Borgo, Ipinezar, ancora Borgo, Ambrosio, Torner, fanno girare adesso la pallina i giocatori del Forte dei Marmi. Giovinazzo in avanti, non aggancia Cardoso e Ambrosio, sbaglia il passaggio Ambrosio, all'occasione il Giovinazzo per riportarsi in avanti, palla alta di Tabarelli, ancora Cardoso, riesce però a mantenere il possesso della pallina, è costretto a indietreggiare Amato, Tabarelli, un filtrante che non arriva a destinazione, Borgo sbaglia il passaggio, ne approfitta il Giovinazzo con Tabarelli, Cardoso, grandissimo tiro di Clavel che va alto sulla traversa del portiere Ignata, tiro da distanza di Amato, palla alta, chiedono la deviazione i giocatori del Giovinazzo. Nel frattempo Amato a colloquio con l'assistente, mentre rientra in campo Cerekes dopo i 2 minuti out a causa del cartellino blu per l'intervento su Cardoso. Intanto ammonito il capitano del Giovinazzo, che non li ha mandati a dire all'arbitro per questa assegnazione di possesso per il Forte dei Marmi. Torner sulla pallina, Ipinezar ancora lui in possesso della sfera, la scambia con Ambrosio, riesce ad avere la meglio il Giovinazzo con la Maria, che deve fermarsi e cercare i compagni di squadra. Cardoso con scambio con Clavel, Cardoso subito raddoppio di marcatura su di lui. Con la Maria, ci prova con la Maria, intercettano i giocatori del Forte dei Marmi il tiro di Colamaria. Ambrosio, ancora Ambrosio, Torner che è costretto a mandarla indietro per Ipinezar. Ambrosio, ancora Forte dei Marmi, commette fallo con la Maria e time out è chiesto dal Forte dei Marmi. Inquadrata adesso la panchina del Forte dei Marmi, il Giovinazzo sta rispondendo bene alla situazione di difficoltà creata dalla grande qualità della squadra ospite. È restato in partita grazie al tiro libero di Tabarelli dopo aver fallito 2 occasioni da tiro di rigore, prima con Amato poi con Cardoso. Il risultato ora di 5-3 per i campioni d'Italia quando mancano 6 minuti e 20 al termine dell'incontro. Sarà Ipinezar a battere dopo l'interruzione. Torner scivola, aggancia Cardoso e riparte in avanti. Clavel con la Maria, Amato, atterrato Cardoso, fallo su Cardoso. L'arbitro non è dello stesso avviso. Davvero incredibile quello che è appena successo. Amato è andato a colpire praticamente a porta sguarnita. Il Giovinazzo a un passo dal gol che avrebbe dimezzato lo svantaggio.
veramente un'occasione incredibile sprecata dai padroni di casa. Ci prova ancora Cardoso, una squadra in movimento, quella del Giovinazzo, che non si arrende alle schiurriate del Forte dei Marmi. Adesso in questa frazione di gioco il Giovinazzo in avanti con la Maria, gli viene soffiata la pallina da Ambrosio, ancora lui in possesso della sfera, al centro dove c'è Francisco Ipinazar. Adesso Torner riesce a mantenere il possesso della sfera, cerca un compagno di squadra, ancora lui in avanti, Ambrosio adesso, Cereches, Amato, Cereches prova dalla distanza, Torner, ingaggio a 2. Troppe decisioni dubbie questa sera da parte dei due arbitri. Continua a lamentarsi Samuel Amato. Palla fuori di Amato. Ambrosio e Torner. Ipinazar adesso, Ambrosio indietro per Torner. Ipinazar, Ambrosio deve ripartire da dietro il Forte dei Marmi. Ipinazar, Cereches, Ambrosio. Ancora Ipinazar, ci mette una pezza, Veludo, Cardoso cerca di sbaragliare, tiro alto, deviato. Si lamenta Torner nei confronti dell'arbitro per un trattamento ricevuto da parte di Tabarelli. Ipinazar adesso in avanti per il Forte dei Marmi. Superata la metà campo, Ipinazar, ancora Borgo, Ipinazar, Borgo, ancora una volta è Veludo a metterci il guantone con la Maria. Cardoso, Tabarelli, Cardoso, Amato, tiro dalla distanza di Amato, palla fuori dal rettangolo di gioco, col guantone l'ha mandata fuori dal rettangolo Gnata. Amato, Cardoso ancora, ci prova dalla distanza e Gnata ancora una volta con un guantone. Riesce ad avere la meglio però la squadra toscana. Con la Maria, con destrezza, riesce a superare il giocatore del Forte dei Marmi, però poi la manda fuori anche lui dal rettangolo di gioco.
Sì, possiamo dire che il portiere della nazionale italiana oggi è il migliore in campo nel Forte dei Marmi, perché in molte occasioni ha salvato il risultato. In questa fase della partita un po' più bloccata c'è stato un unico grande squillo da parte del Giovinazzo con Amato che sembrava aver colpito a botta sicura, però la palla in qualche modo non ha superato la linea e quindi il risultato è rimasto fermo sul 5-3. Vedremo come le due squadre affronteranno questi ultimi 2 minuti e 53 secondi di match. Ed è la volta di Tabarelli dietro la porta dignata. Tabarelli atterrato in aria, lasciano giocare i direttori di gara. Ancora i Pinazar in possesso della pallina. Borgo contro Cardoso, ancora sesta rete, tutto solo Ambrosio, porta a 6 le reti del Forte dei Marmi. 6-3, risultato che ha fatto sabato scorso il Forte dei Marmi a Novara, e qui sta maturando lo stesso risultato fino a questo istante. Giovinazzo che per quasi 40 minuti era in partita, poi insomma doppietta con la Maria dalla distanza, palla alta, doppietta di Ambrosio quest'oggi, anche se dal tavolo è stata segnata anche una tripletta, però ricordiamo che il primo gol è stato un intervento fortuito di Samuel Amato, il pareggio allo scadere del primo tempo che ha rimesso totalmente in partita il Forte dei Marmi, che poi ha preso il sopravvento sulla formazione di casa, che comunque sta disputando un'ottima partita per quelle che sono le sue capacità. Non scordiamo che ha davanti a sé una delle squadre più forti d'Europa. Sappiamo che le prime 5 in classifica stanno facendo un campionato a sé, mentre il Giovinazzo la salvezza se la deve sudare ancora, e non era questa certo la partita dove poteva vincere, però le premesse c'erano tutte, sulla scia dell'entusiasmo si poteva fare, però la qualità dei giocatori in pista del Forte dei Marmi è venuta fuori alla distanza. E adesso con la Maria ci prova Cardoso, devia Gnata. 1 minuto e 15 alla fine dell'incontro. Ancora una volta Gnata si fa trovare pronto, Cardoso sfinito nella metà campo difensiva del Giovinazzo, sconsolato per questo risultato. Chiaramente avrebbe voluto un esordio migliore in casa, però c'è stata anche la sfortuna di incontrare una squadra così forte, così attrezzata come il Forte dei Marmi, che ha davvero dei fuoriclasse a partire dal suo portiere, per finire poi con Ambrosio lì davanti, che fa davvero la differenza sotto rete. Con la Maria adesso in avanti, con la Maria, doppia finta di Colamaria dietro la porta di Gnata. Ancora gol di Amato! Gol di Amato per il 6-4. Amato porta a 4 le reti del Giovinazzo. Sì, c'era stata un'occasione prima per Samuel Amato per incidere, non aveva saputo sfruttarla, però il Giovinazzo dimostra ancora di essere in partita, di avere l'orgoglio della squadra di casa, di rispettare i propri tifosi che la stanno spingendo sin dal primo minuto, e non poteva mancare il gol del capitano Samuel Amato, che dunque va a 7 gol stagionali. Ancora il Forte dei Marmi in possesso della pallina, ci prova Ambrosio, i Pinazar adesso lo lascia in avanti sempre d'Ambrosio, riesce però a Tabarelli a mantenere il possesso della sfera, atterrato con la Maria al limite dell'area. 7° fallo, ormai una partita già decisa.
30 secondi al fischio finale. Da notare come il Forte dei Marmi abbia cambiato totalmente volto tra il primo e il secondo tempo. Nel primo tempo stavamo commentando proprio il fatto che avesse raggiunto i 5 falli molto, molto presto, poi però è cambiato tutto. Il Giovinazzo forse è stato meno brillante in fase offensiva, dunque il Forte dei Marmi non è stato costretto a fare dei falli di troppo, e dunque da quando avevamo sottolineato questo aspetto il Forte dei Marmi ha commesso solamente 2 falli, mentre il Giovinazzo è fermo a 3 dall'inizio della partita. Mentre si ripulisce la pista, il gioco è pronto per ripartire negli ultimi 30 secondi di questo incontro. In 3 sulla sfera Cardoso, Amato e Colamaria. Colamaria, Amato, uno schema studiato in allenamento, e ancora un fallo per il Giovinazzo. Tabarelli indietro per Colamaria, continuano a lottare i giocatori del Giovinazzo, palla su palla. Ormai siamo ai titoli di coda. Fallo di Colamaria ai danni di Turner. Volevano un cartellino. Continua a lamentarsi Henrik Turner contro il direttore di gara. Ambrosio sulla pallina. Ancora Turner, prova dalla distanza con la Maria, tiro, fine dell'incontro. Dopo 50 minuti di grande partita, il Giovinazzo purtroppo non riesce ad avere la meglio contro i campioni d'Italia del Forte dei Marmi, però non ha per niente sfigurato al cospetto di questi grandi giocatori. Un risultato di 6-4 che diciamola tutta, non rappresenta la verità in campo. Giovinazzo ha sbagliato 2 rigori, quindi aveva la possibilità di portarsi in parità. Almeno un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto di questo incontro. Sì, il Giovinazzo ha disputato davvero una grande partita, chiaramente meglio il primo tempo rispetto al secondo. È anche vero che abbiamo visto un Forte dei Marmi non nella sua migliore condizione. Nel frattempo ci sono ancora le polemiche di Samuel Amato contro il direttore di gara. Adesso Amato non deve esagerare con le proteste mentre va a salutare i suoi avversari, che oggi hanno disputato una buona partita, però non delle migliori considerando le potenzialità e i nomi del Forte dei Marmi, che avrebbe potuto fare meglio, però ha avuto davanti a sé un Giovinazzo che probabilmente non si aspettava, perché il Giovinazzo è una squadra cresciuta rispetto all'anno scorso, rispetto alla gara d'andata, e per questo vanno fatti i complimenti alla società, al presidente Francesco Minervini, che ha investito molto nella nuova guida tecnica e negli acquisti del mercato invernale, che sono dei grandissimi giocatori che chiaramente avranno bisogno di tempo per integrarsi al meglio con la loro nuova squadra, su tutti Xavi Cardoso, che però comunque ha la qualità nel sangue, ha la grinta nel sangue, e ci teneva molto. Infatti adesso è inquadrato proprio lui, sconsolato per questo risultato, avrebbe voluto qualcosa in più, però va a salutare i propri tifosi. Giovinazzo che deve ricominciare a fare punti proprio dalla trasferta di Novara sabato prossimo, e poi ci saranno, come dicevamo in telecronaca diretta, 2 incontri al Palapanzini, prima con il Lodi il 1° febbraio e poi l'8 febbraio ci sarà sempre qui al Palapanzini Giovinazzo Bassano. 3 partite dove il Giovinazzo, dopo quello che si è visto stasera in campo,
ha possibilità di raccimolare punti utili per la salvezza, e speriamo bene nel prosieguo, perché ha tutte le carte per avere una salvezza più tranquilla rispetto all'anno scorso, tenendo conto che il Sarzana è lì a 2 passi da noi. Bisogna vedere quello che farà il Sarzana questa sera contro il Viareggio che è a pari punti con il Giovinazzo, quindi sono 2 squadre che terremo d'occhio, una partita da tenere d'occhio questa sera. Un applauso comunque a questi ragazzi perché ce l'hanno messa tutta, però il Forte dei Marmi non per niente si trova in secondo in classifica dopo il Trissino che, ricordiamo, ha fatto una goleada contro il Giovinazzo, ma anche lì il Giovinazzo non ha per niente demeritato, perché 40 minuti ha tenuto in partita il Trissino, poi alla distanza è venuto fuori il grande gioco dei capolista del Trissino. E allora per ora è tutto dal Palapanzini. Ricordiamo il risultato: Giovinazzo 4, Forte dei Marmi 6. A tutti quanti Michele ed Emanuele vi danno la più cordiale buonanotte e ci risentiamo il 1° febbraio per Giovinazzo Lodi.